dei momenti di partecipazione attiva. Fondare un consiglio dell'economia e del lavoro, cioè una sorta di CNEL regionale con studiosi, imprese e parti sociali, in grado di contribuire attivamente ad un solido rilancio economico del Veneto. È uno dei punti principali del decalogo che la CISL propone alle forze politiche in vista delle elezioni regionali. Chiunque sia a vincerle dovrà innanzitutto prendere atto che rispetto al passato le cose sono cambiate. Se oggi il Veneto è una regione che ha un'attrattività ridotta rispetto a quella che aveva anni fa, una produttività che scende e che non recupera la competitività, forse una domanda sul perché è successo questo qualcuno se la dovrebbe porre. Una produttività stagnante, frenata anche da aziende oramai troppo piccole, un PIL in crescita volatile e oscillante, una forza lavoro sempre più anziana, un potere d'acquisto dei cittadini sempre più basso. Nell'analisi della CISL, i campanelli d'allarme per il Veneto del futuro non mancano e rappresentano altrettanti punti di lavoro per la prossima amministrazione regionale. Noi pensiamo che la cosa più qualificante per il futuro del Veneto sia la costituzione di questo Consiglio regionale dell'economia che coinvolga tutti i soggetti qualificati che hanno le competenze, che conoscono il tessuto imprenditoriale di sviluppo del Veneto per una programmazione e una progettazione. Quello che noi chiediamo è di essere coinvolti in questa progettazione e programmazione per il futuro del Veneto. Oltre ad un CNEL regionale, la CISL propone un osservatorio per la partecipazione dei lavoratori alla gestione e ai risultati delle aziende e un soggetto pubblico-privato per amministrare e riqualificare alloggi a canone accessibile. Ma i campi di intervento sono tanti, dalla sanità ai trasporti pubblici, con sempre però sullo sfondo i problemi di un'economia che deve ripensarsi e tenersi al passo con le evoluzioni e le necessità del mercato. La questione evidentemente dello sviluppo del Veneto passa anche attraverso la strategia del Veneto. Il Veneto non può non considerare di realizzare un Politecnico Veneto. L'unica strada è quella dell'innovazione e l'innovazione passa attraverso la ricerca e lo sviluppo e il Politecnico Veneto diventerebbe centrale per lo sviluppo del Veneto.